Assessore Santoro, una risposta molto attesa alle esigenze produttive di quest'area. Sì, siamo venuti a fare il punto del cantiere dell'escavo della Ausa Corno. Possiamo vedere come sono già stati piantati molti dei pali che conterranno gli argini, proprio perché l'escavo sia portato a rinforzo di questi argini stessi. Un lavoro che sta procedendo, 4 ditte impegnate, molto, molto da fare, ma siamo già al 50% delle lavorazioni e quindi i lavori stanno procedendo per il meglio. Ecco, dicevo una risposta alle esigenze produttive. Certo, rendere competitiva questa zona industriale significa dotarla di quelle infrastrutture che sta attendendo anche da troppo tempo, dunque l'escavo del canale, ma anche i patti territoriali, e a febbraio ci ritroveremo per dare l'avvio ai lavori della ferrovia, quindi un sistema che può contare sulla Regione come partner per raggiungere una rinnovata appetibilità.